Un saluto Picciotto, un saluto e buona serata da Zenzero e Limone, con armonia, allegria e simpatia veramente dalla Sicilia, da Villarosa che il mondo sconosce, a prescindere di una simpatia veramente che tutte le persone desiderano effettivamente tutto quello che il sottoscritto Zenzero e Limone inoltre dei social, pur essendo che ci sono persone che a una persona può piacere o non può piacere, ma quando non piace scorre avanti e ci sono altri video sui social più capaci che interessanti di chiedere che inoltre io effettivamente. Io non obbligo a nulla di tagliare, la mia mentologia, la mia ironia è situata sempre, come quanto sapete, sull'agricoltura, che io mi batto sempre giorno dopo giorno, che effettivamente che ognuno di noi, se adottassimo diciamo i criteri di mangiare sano e di mangiare quello che effettivamente la terra ci dà con l'acqua e il sole, è la cosa fondamentale della nostra vita per diciamo avere una salute migliore, in senso che ne avessimo a sbrazzare le mani, perché naturalmente oggi come oggi ci sono veramente la news che il mondo sconosce effettivamente. Lo dico con tutto usando all'occhio, perché effettivamente non vuole più travagliare come si travagliava una volta, che tant'è che il sottoscritto Zenzero e Limone e tutta la mia generazione, che effettivamente fino a dura la mia generazione, io dico che il mondo va avanti fino a quando la generazione nostra effettivamente finisce, quella che siamo superiori ai 50 anni, ma morale della favola, un mondo si ferma e non si sa so che succede, perché purtroppo oggi tutti vi facete comandare non di un'intelligenza naturale biologica, in senso che io la sfrutto a livello diciamo a livello culturale, a livello sociale. Prima si ragionava con il cervello nostro, cervello, pensavamo, diciamo, ne curcavamo, pensavamo l'indomani, so che avevamo a fare. E magari non ci riuscivamo al 100%, ma al 50% il cervello nostro era così laborioso, in quanto mai l'indomani mattina tu decidevi la sera che aveva da organizzare e magari non faceva il 200%, ma l'80 o 70 o 90% sicuramente lo facevamo. Oggi come oggi tutti usate il cellulare, tutti usate la tecnologia e il cervello avete ottuso e chiuso, è stato perdendo troppo energia. L'energia si acquista mentalmente in base alla nutrizione del mangiare delle nostre tisane e rimedi naturali per sviluppare le cellule del cervello cervellotto. Con me dica una cosa che io sono pazzo, magari mi sta inventando cose. È normale, più genuino tu mangi, più le cellule del cervello si sviluppano, più diventi intelligente e non diventi, diciamo, di una ignoranza, che l'ignoranza non è la cosa, una parola tinta. L'ignoranza è che ognuno di noi ignora quello, il prossimo che uno fa. Io non sono una persona che tutti mi dicete che effettivamente sogno pazzo, scemonito, cretino, sogno alcolizzato, giocato. Qualcuno mi giudica perché effettivamente non mi può, diciamo, qualcuno assomigliare, e magari qualcuno mi sta copiando perché effettivamente vuole speculare delle mie cose che io sto inoltrando, perché inoltre io salute, benessere, rimedi naturali, tisane, l'agricoltura, perché lo Stato non ci aiuta in quanto riguarda che tutti questi giovani dalla Sicilia, specialmente dal mio paese, dalla tua terra, la Sicilia. La mia paura è che tutti i giovani, pur essendo intelligenti e carosi che stanno studiando, sono costretti effettivamente a chiarirsi all'estero e dare fortuna al nord e in Arte Italia e al mondo, e la Sicilia si sta impoverendo pur essendo che abbiamo acqua, sole e turismo veramente che il mondo sconosce, che tutto il mondo ci invidia. Però ci sono 4 pellegrini vestiti con la maschera di carnevale politici che effettivamente ci hanno imposto delle regole che gira voto e ferria, diciamo. Dice, cambiando l'ordine, mi diceva la maestra, degli ardenti la somma non cambia, in senso che qualsiasi politico di destra, di sinistra, centro, pallonetto, palla calcia, insomma, qualsiasi politico cacchiana, sono tutti d'accordo. E che capeniamo siamo noi, siamo la popolazione, che ci hanno
costrette veramente a fare, diciamo, tutto quello che vogliono. Però ricordatevi solo una cosa, noi in tutta l'Italia, non dico a Sicilia, siamo 60 che io feci i conti a uno che io ho contato tramite l'aiuto dei social. Penso che in Italia, se un piglio sbaglio, siamo più di 60 milioni di italiani. E noi veramente cadiamo sotto la trappola di 1000 politici, tutti in generale, tra politici, diciamo, a livello di Roma, insomma, tutti i politici a livello pure provinciale, comunale, insomma, più saranno 1000, magari 2000 persone. Rendiamoci conto, 2000 persone che sottomettono 60 milioni di italiani. Ci obbligano a pagare tasse, ci obbligano quando lavoriamo per dentro, l'agricoltura non è valorizzata, ci hanno venduto al mondo dopo che i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri antenati hanno lottato veramente per un'Italia libera e indipendente in cui si produceva veramente tutte cose, le più belle pietanze, veramente, che voglio dire, noi siamo un punto l'Italia strategico, pure la Sicilia, che il mondo ci invidia, tanto è vero che gli americani, ora i cinesi, effettivamente, sono i padroni dell'Italia. E noi, fra 2 giorni, purtroppo, volere volare, diventiamo schiavi di queste persone che effettivamente, noi che prodotti nostrani veramente genuini, della terra veramente che noi potremmo fare, diciamo, mare e monte, perché noi abbiamo una temperatura veramente, la Sicilia, l'Italia, veramente potremmo, come ai tempi passati remoti, che mio nonno mi diceva, e mi faceva sempre la litania, e mi diceva sempre, Patrizio, ricordate queste parole, succederà questo, questo, questo e questo, noi diventiamo un popolo povero, un popolo che verrà sottomesso, insomma, aveva ragione, aveva ragione. Però noi abbiamo coraggio di sbrazzarci le mani, pigliare un zappone, ognuno di noi abbiamo un pezzo di terreno, magari personalmente, perché fate sicuro che tutti i politici senza l'agricoltura murono di fame, perché loro non possono mangiarsi i soldi, pure che pagano le tasse. Se non l'agricoltura forniamo spirite, e verdana, e pecorare, tutto quello che noi che abbiamo ancora coraggio, qualcuno aveva coraggio di ancora di zappare la terra e fare della produzione nostrana, effettivamente di che esordi si mangeranno schifezza pure che si fanno importare dall'Italia, si fanno importare dall'estero. In Italia, in Sicilia, non abbiamo bisogno del governo, dello Stato per avere, diciamo, una produzione. Se ognuno di noi sfruttassimo il terreno, sbrazzassimo le mani, pigliassimo zapponi, perché la vita veramente si deve godere, picciotti. La vita non a godere, deve godere, però deve mangiare sano, perché effettivamente sono sicuro, con tutte queste schifezze che effettivamente ci fanno arrivare, ci fanno mangiare, non compattano della situazione del sistema energetico che noi abbiamo in Sicilia. Noi abbiamo un sole in cui il mangiare, tutti i frutti si azotano veramente, che viene un prodotto migliore. Dall'estero non sappiamo cosa arriva. Purtroppo è così, picciotti. E tutti ne stiamo muta, perché effettivamente io do una social, quando dico che mangio fave biologiche, sono fave biologiche. Tutto il mondo mi ha chiesto, l'Europa in Italia, che vogliono tastare i fave di zenzero e limone, ma io ho 4 falare per uso personale, è una dimostrazione che se ognuno di noi, tanti giovani, voglia invogliare, se ne sbrazzasse in mano, non solo le fave, qualsiasi punto, diciamo, di riferimento dell'agricoltura, che il punto giusto, la partenza è l'agricoltura. Sicuramente ognuno di noi, ognuno di voi, vostro nonno, vostro padre avrà un pezzo di terra che l'avete abbandonato, ivi di caguaute, senza aiuto del governo, perché ci sono certi trucchi, trucchetti e furbette che magari si hanno approfittato della politica per avere contributi,
fanno la finta di fare una produzione e dopo magari non la fanno la produzione e magari il governo si è rotto le palle e magari ha levato tutte cose. Però se la terra è oro, se la terra è sole e l'acqua, ci dà la possibilità che ognuno di noi travagliassimo la terra, non dico che abbiamo, io dico magari per fare un'ironia e scherzare, perché a certe volte ci vuole lo zappone, la zappa, però oggi con la tecnologia che abbiamo, per esempio il trattore e la fresa di qua e di là, qualsiasi cosa che noi piantiamo, sia che siano i favi o frumento, qualsiasi cosa che noi mettiamo sulla terra, non c'è l'arca di scienza, diciamo, è mangiare biologico per uso magari personale e uso a livello dal produttore al consumatore. Io ho detto sempre di andare a cattare cose dal produttore a consumatore, qualsiasi cosa, sia l'olio, sia il frumento, sia qualsiasi cosa. Avessimo una Sicilia, un'Italia e l'agricoltura è avanti. Questo non ce l'ho io per magari stai dicendo questa parola che sono un predicatore. Io ci vado per logica. Se ognuno di noi ci siamo per logica, oggi come oggi, ragionassimo con cervello biologico, non con cervello che ci imponano i social, che ne fanno vedere ciò che vogliono dire, e dalla televisione ci notano che vogliono dire. Ognuno di noi ragionassimo, conoscessimo, avessimo una produzione veramente che il mondo sconosce. Io scuso che effettivamente io saluto a tutti. No, ma io non sono un poeta, io già mi passo il tempo a scrivere qualcosa, ma io sono arrabbiato, sono incazzato, picciotti. Io attualmente sto facendo una diretta, un video per ringraziamento per tutto quello che sto inoltrando. L'ultima canzone che io ho fatto, se qualcuno l'ha scritta, è proprio, parla tutte, i 4 canzoni che io ho uscito parla della tristezza veramente, del punto reale della vita attuale. L'ultima canzone che è la trama che io ho uscito, scritto sulle mie, diciamo, con la mia mano, con la scritta mia, e giustamente è stata corretta da Paolo e da Mario Casa discografica di Stefano. Naturalmente io la scrivo a modo mio, scritta perfetta, ma la correzione tra punte e virgole, la parola giusta, è stata, diciamo, magari corretta, magari scrivo all'avancare magari sbaglio a scrivere con una L, magari si può scrivere con 2 L, ma insomma, correggere, diciamo, quando fai un tema, la maestra ti corregge, insomma, i punti e virgole magari che ti può scordare, ma diciamo l'idea e la cosa è che la mia canzone parla effettivamente di una persona che io sono nonno, io sto aggravando i miei nipoti, magari i miei figli ora si hanno fatto una vita, i miei nipoti le vedo crescere, come ho visto crescere magari i miei figli, si hanno dato la vita e magari fortunatamente sono tutti quasi al paese, tranne qualche parente, cugini che sono all'estero. Però è brutto io magari da nonno, qualsiasi nonno, crescere, diciamo, dei bambini, diciamo i nipoti, magari te le puoi godere quando sono piccoli e magari 10, 12, 13, quando arrivano un'età a 18 anni o volare per la tristezza che in Sicilia e tutto delle tue terre, sia in Sicilia che in Calabria, al sud, travaglio un cinnè e sono costretti ad emigrare. E io, per esempio, che ho trovato un mio nipote da piccolo e magari è affezionato a me, io sono affezionato a Dio, come io ho mio nipote Vincenzo, mio nipote Angelo, tutti i miei nipoti, quelli che Calogero, insomma, tutti i miei nipoti, io vedo, diciamo, una, diciamo, nostalgia che io penso che quando queste carose, per esempio, hanno un'età, per forza volare, il lavoro in Sicilia non ce n'è, sono costretti a Gheresende. Un nonno che ha trovato tutte queste carose durante il percorso degli anni, dopo noi ci facciamo più grandi, siamo più sensibili
In sostanza ne vediamo scomparire questi ragazzi nipoti che vanno all'estero e non li possiamo nemmeno godere perché se ne devono andare per lavoro. E noi che siamo, diciamo, più grandi, che vediamo che tutte queste carose, nipoti, figli che se ne vanno all'estero, ne muore il cuore e ci possiamo ammalare e possiamo morire di ipocondria. Io prevedo un futuro che i miei nipoti, qualcuno che magari uno in generale vedo crescere e dopo tutta una volta, dopo tanti insegnamenti, sono costretti di questo governo che effettivamente non ci dà la possibilità della propria terra di fare, diciamo, un futuro e fare qualcosa, a me mi muore, diciamo, il cuore un vedendo che qualche mio nipote che se ne vanno all'estero. E la canzone parla chiaro, non solo che è sul sistema della mia famiglia, è un sistema di tutte le famiglie dell'entroterra, in senso che effettivamente noi che siamo nonni, cosa appunto, questa canzone l'ho dovuta scrivere in senso emozionante, che io, mio nipote Vincenzo, Vincenzo ha cantato la canzone, io effettivamente gli do coraggio e lo porto in campagna dove gli insegno a piantare le piantine, ci sto insegnando che dall'albero di ulivo crescono le olive, spunta l'olio, il frumento viene il pane, del frumento viene tante cose, delle pecore viene il latte, insomma vai spiegando mano a mano perché non tutti i bambini e i ragazzi, i genitori li portano in campagna e magari ci fanno conoscere l'agricoltura e il mangiare di dove esce effettivamente, e questo mi fa rabbia. Io e i miei nipoti ci sto insegnando l'agricoltura, le pecore che fanno latte, le pecore che fanno formaggio, l'albero d'olivo che fanno questo, l'albero dei minnoli che fanno i dolci, insomma l'albero di qualsiasi frutto che abbiamo fanno tante proteine. Io ci sto insegnando questa situazione che io spero che tutti i padri e i nonni fate una, diciamo, una cosa sociale a tutti i vostri figli e nipoti di portarli in campagna, levateci il cellulare, levateci, diciamo, la PlayStation, levateci il motorino, levateci il cogardi. Non sono queste le cose importanti che c'è da insegnare ai carusi perché diventano indipendenti e dopo vogliono tutti più una cosa ci facete, più una cosa devono altre cose e dopo magari trovate dispiacere perché un motorino può portare dispiacere, un cogardi può portare dispiacere e la PlayStation è una cosa che tu diventi come un robot di PlayStation. Il cellulare purtroppo volevo volare, io me ne sono addonato che io usando il cellulare, ma io lo uso a livello sociale, a livello di notare, diciamo, l'agricoltura. Sto insegnando tante cose pur sento che ci sono gente che effettivamente mi mettono bastone a menzeroti perché non sanno, perché io avevo un'associazione di pesca sportiva, l'associazione di pesca, un'associazione qualsiasi sia di calcio, di pesca, qualsiasi associazione si prende la responsabilità di avere un sociale di tutti i carosi, di mettere tutti uniti e di magari di socializzarli e di non portarli della cattiva, diciamo, strada, in quanto mai dell'alcol, della droga, a fare la malasciata, a ir a rubare. L'associazione sportiva che io avevo consisteva che andavamo a pescare, io compravo base ai contributi che a me mi davano, pure ci ho messo di tasca, che io compravo che avevamo il lago Morello, io compravo e tutti possono testimoniare, io ho mai usato i soldi veramente che mi davano dei contributi a livello personale. Tutti possono dire a Villarosa, tutti qualsiasi, nessuno si può vantare. Dopo, quando qualcuno voleva speculare, io ci ho levato male perché sempre ci vuole, la persona sono tutte, diciamo, gelosi e invidiosi. Ci ho levato mano quando capii che effettivamente che i soldi effettivamente fanno venire alla vista del lucchio e volevano sfruttare la mia associazione a scopo di lucro. Siccome io il sottoscritto e tutti possono dire che a Villarosa e dalla provincia di Enna, che a Zenzero e Lemone, con l'associazione della pesca Noi Pescatori, tutti i soldi con i provi che ancora ce l'ho,
spardavo e le consumavo comprare le canne da pesca a tutti i bambini. Facevamo delle gare provinciali, regionali e nazionali. Le portavo a pescare per levarla in mezzo alla strada. Ci accattava la pastura per i pesci, ci accattava tutto. Purtroppo c'era tanta speculazione e che sta, voglio dire, perché mi ha tenuto a vuccalarmi e l'ho chiusa l'associazione, perché c'erano persone che con le soldi che si facevano arrivare dai contributi, io portavo disturbo a loro e me levaro dominzo, non mi hanno fatto, diciamo, esprimere la mia parola, in senso che io ero sempre un ribelle e dicevo effettivamente che i soldi servivano, i contributi sia dalla provincia, sia dalla regione, sia gli sponsor servono per dare la copertura ai giovani e levarli a mezzo alla strada. Non servono i soldi per fare un progetto per fottere i soldi che organizza e fare e dire. Se tu ti metti a disposizione veramente per fare solidarietà, a fare solidarietà per i giovani. Il sottoscritto attualmente che fa social, che sta facendo video, gli sponsor che io acquistando e tutti possono testimoniare che il sottoscritto a livello gratis e nessuno può dire che è al contrario. Io non ho fatto pagare niente quando ho regalato berretti, fascette, pantaloni, magliette e cappellini gratis, fanno i sorteggi e chi viene a Villarosa nessuno può dire che Zenzero Lemone ha speculato della sua posizione dei social. Io addirittura i sponsor li vado a cercare, quando io effettivamente che io dico l'olio di Villarosa, olio di qua, tanti amici, visto che se sono a Villarosa, se sono a Canicattì o Palermo, che magari mi ritrovo che dico che mi mangio un'arancina a Catania, quella persona per lavare la faccia magari compra 10 berretti, 10 magliette, ci mette Zenzero e Limone e li regala alle persone. Non può dire che Zenzero e Limone ha usato il suo nome per fare speculazione di soldi. Io il lavoro ce l'ho. Io mi disse manando stinno pede fino a Calittutene. Mi hanno invitato tantissime televisioni, tantissime radio, tantissime persone per fare cabaret spettacoli, per guadagnare soldi. E io ho rifiutato. Ho fatto perché mi sedio, mi interessa. A me mi interessa inoltrare il benessere, la salute e il sistema energetico di passare soldi. E tutti i carosi le voglio portare sulla buona strada, di dirci a suo padre, a sua nanna e compagnia bella di andare in campagna a far conoscere gli animali, a far conoscere gli alberi, a far conoscere l'agricoltura, a far conoscere le verdure e la smunuzzatura per farle crescere, perché Caruso hanno a sapere. Io questo dei miei social inoltre, io non ho inoltre io delinquenza, droga, alcolismo, di qua, io sono contro sta cosa e tutti mi potete dire tutte cose. Ha voglia che oggi uno che faceva una squadra di calcio, che lo cito, non mi interessa niente, di Castellana, mi ha giudicato e mi ha detto una parolaccia, bullismo, e io di tanti messaggi ci ho andato in privato a questa persona che a me mi hanno detto di tanti colori e lui se n'è andato a dirmi in privato: tu allo scherzo non ci stai, no biddo mio, ci disse. Tu che sei un'associazione di calcio dove tu effettivamente devi dare l'educazione sociale ai bambini, educazione. Tu non puoi scrivere pubblicamente a bullizzarmi, a dirmi parole, perché io ho avuto un'associazione e gli ho detto: se tu sei un allenatore, un presidente, un responsabile di un'associazione sportiva, non ti puoi permettere a dirmi che io sto rovinando la Sicilia. Questo è bullismo, questo è la truffa. Io lo potrei denunciare per atti osceni e danni morali, perché tante persone, tante carose che vengono a casa mia e tutti i carosi che vengono qua a me mi stimano, si fanno la foto e mi vanno bene perché sanno quello che io ci sto inoltrando. Se uno di un'associazione sportiva viene a scrivere in pubblico che è sottoscritto e mi impanga e mi bullizza, è un caroso, mi va che quella persona mi ha bullizzato, mette cattivo umore, cattivo insegnamento alla società virtuale, e questa persona è da denuncia.
un saccio cognome nome che me lo sono dimenticato, perché io lo dico in diretta perché oggi mi sono arrabbiato, incazzato, perché lui non si può permettere che usa i soldi del comune i contributi, dalla provincia i contributi, perché io lo so, perché le prendevo pure io e dava a gente, dalla regione, uno dichiara tutti gli anni che lui, i bambini, i ragazzi, i calciatori, a livello ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica, in cui parla chiaro che si fa, diciamo, una relazione analitica dove tu dichiari che effettivamente tutti i soldi che tu vai a prendere dai sponsor e delle associazioni e delle regioni, province e comuni servono per togliere i bambini a mezzo la strada, a mezzo la delinquenza, a mezzo l'alcol, a mezzo ti deve, diciamo, aprire come una scuola calcio, un'associazione di pesca sportiva, pallavolo, pallacanestro, e prende queste ragazze per portarle di una buona strada. Ma non che tu mi vieni a scrivere come uno che non so se era presidente oppure allenatore di una squadra calcio, che tu mi vieni a scrivere, mi perseguiti a dire a Zenza del Limone che io sto rovinando la Sicilia. Una stai rovinando la Sicilia. Vergogna, vergogna, vergogna. Se mi senti, sei la vergogna tu del tuo paese, della tua città. Sei di Castellana perché li giro cose, una squadra di calcio, e ti deve vergognare perché tu che scrivesti. Sono venuto in privato, tu ti sei giustificato che scherzavi, ma lo scherzo non si fa così pubblicamente, perché a me mi seguono i bambini, i ragazzi e tanti giovani che mi dicono: Zenzero Limone, lo sai che effettivamente da quando che vedi i tuoi video io ci dico a mio papà, a mio nonno di andare in campagna, andiamo, quello che fai tu facciamo noi, se semini le fave noi seminiamo le fave, se semini la smunuzzatura e noi seminiamo la smunuzzatura, se raccogli le olive raccogliamo le olive. Questa per me è una cosa importante, una cosa che i carosi, i giovani, vedono i video. A me perché mi pareva strano che quando io vado a Catania, Palermo e compagnie belle in giro per la Sicilia, vedo carosi di 10, 12, 11, pure ragazzi di 8 anni che si vogliono fare la foto con me. Dico: ma perché? Perché ora ho capito, perché effettivamente i carosi su YouTube, che sono su YouTube da 6 mesi, ci sono quasi 40.000 iscritti. Su Facebook oggi sono arrivati a 150.000 follower, su TikTok 150.000 follower. Ho capito che pure i bambini stanno apprendendo a livello sociale che sta facendo Zenzero Limone. Zenzero Limone non è una persona tinta, hai un dono naturale. Che scrivo pure poesie, pur essendo che sbaglio. Mi sono inventato delle canzoni, sogno a livello sociale. Parlo male l'italiano perché ho avuto tributata terza media serale, però non è, diciamo, che la scuola ti fa insegnare la cultura e la società e la storia che effettivamente ti vogliono inoltrare. Io non ho bisogno né di scuola né niente, io ci vado per logica, io vivo oggi il presente e forse mi posso organizzare per l'indomani. La mia storia non mi interessa, che fece Garibaldi, che fece Napoleone, che fecero che scoprì l'America e compagnia bella. Oggi è un punto di partenza, io penso per oggi, per ora, in questo momento che stai parlando, sto riflettendo senza leggere niente, e dopo penso minuto per minuto, e giorno per giorno, e puzzo organizzare, un puzzo leggere il futuro, perché noi siamo effettivamente con il nostro Signore fino a che ci tiene sulla terra, e dobbiamo migliorare sia noi che i figli nostri, di darci un insegnamento a livello, diciamo, personale della cultura sociale. Io sogno sul sociale, sogno per il popolo, effettivamente. Se io comandassi, diciamo, della regione siciliana, oppure a livello, mi interessa, come dico, mi potete pigliare per pazzo, a livello di Roma, purtroppo non ci posso arrivare mai, perché effettivamente chi ha voluto costruire, ha voluto fare cose buone, e cose buone non hanno mai succeduto cose buone dalla vita, perché il lavoro è stato inventato di gente spiriti che babbe se ne vanno a travagliare, pagano le tasse, e che di spiriti che sono i politici di carità
e prendono i soldi delle tasse e se ne vanno a fare in ferie coyote e se ne vanno piedi e magari l'agricoltura ed è dell'agricoltura e che fanno i vedrani e pecorare che non hanno i vedrani e pecorare e che voglio dire non hanno né feste né settimane né domeniche, non hanno feste durante il percorso del loro lavoro e pagano le tasse, e mentre questi veramente sfruttatori dei politici con i soldi delle tasse se ne vanno con gli yacht in vacanza e compagnie belle. E amarrabbia è questo, che l'agricoltura, i vedana, i pecorari e chi che noi che senza di detto non potessimo mai mangiare ci sfruttano della situazione, e la rabbia, la lotta a livello sociale, a livello comico, a livello che io inoltro, e questa è la mia innoccenza sui social. Chi vuole capire capisce, pure mi potete babbiare e sfottere, ma la mia cosa, la rabbia è così. Io mi piace babbiare e scherzare perché mia mamma e mio papà, mio nonno mi ha dato come si dice, un dono naturale, perché mi escono fuori delle parole contemporaneamente, perché più parlo più mi viene voglia di parlare. Scrivo una poesia e mi viene subito di scrivere una poesia, non so come, ma manco io so come mi riesce il rime, non so, perché parlando mi viene barzellette senza costruirle, io dico a volo. Mi sono inventato la teoria della peritologia, mi sono inventato, diciamo, le tisane con rimedi naturali per fare, diciamo, una buona digestione. Prima mi hanno attaccato perché dice che mi hanno dichiarato dottore dietologo. Io mai ho detto dottore dietologo, perché il dottore dietologo sono persone effettivamente istruite, che loro sanno, diciamo, della situazione, diciamo, quello che hanno studiato, la persona che deve mangiare. Io ho detto sempre, usando le tisane di una buona digestione, ti aiuta a dimagrire, ti aiuta a digerire. Mai dichiarato che io sogno, qualcuno ha speculato, magari mi ha gettato contro, diciamo, questi personaggi, però dopo hanno capito che sottoscritto ha parlato di verità e di sincerità, perché io ho detto, quando consumate una tisana non mi dovete copiare, ma dovete controllarvi con un dottore personale oppure con un bravo dietologo che magari vi può consigliare, perché non tutte le piante, non tutte le tisane, né tutte le rimedi naturali ognuno di noi possiamo assumerci, perché effettivamente ognuno di voi potete avere una patologia e sicuramente una tisana, un'erba di cadetà vi può fare male. Prima di usare una tisana, un rimedio naturale, qualcosa che io magari faccio durante i miei social, effettivamente nessuno deve copiarmi. Io l'ho detto sempre, ogni volta lo sto dicendo pure ora, che il sottoscritto zenzero e limone sono dei rimedi naturali, delle cose che effettivamente zenzero e limone ha usato durante il percorso della sua vita, copiando mio nonno, perché mio nonno ha campato 90 anni senza andare mai all'ospedale. Significa che lui mangiava sano, genuino, tutto quello che produceva la terra, pure a livello di medicinale, assumeva pochi medicinali a livello farmaceutico. Lui magari usava dei metodi antichi, delle erbe, dei rimedi naturali che effettivamente hanno fatto profitto, e lui effettivamente, io ho copiato. Per me mio nonno è stato una cavie, come si dice, cavie, che io ho copiato lui, e io mano a mano, visto la situazione che mio nonno con questa tipologia, non solo lui ma tanti anziani usavano tanti metodi antichi, che effettivamente hanno avuto una vita veramente regolare. Vi dico che mio nonno fino a 90 anni non soffriva mai di diabete, non soffriva mai di mal di testa, non soffriva, ha morto di vecchiaia, ma 90 anni, poteva campare fino a 150 anni, 140 anni. Perché campava fino a 90 anni? Perché lui lavorava la terra, agricoltori, non c'erano né motozappa, non c'erano nemmeno i trattori, lui arava, aveva qualche 6 arma di terreni e li tratturava con i muli all'antica. Significa che lui di dietro con un bastone, insomma,
e Diddu la vita l'aveva sacrificata all'acqua sempre ho vinto. Morale della favola, se lui non faceva questo lavoro e magari usava i trattamenti che decaeva, che lui faceva queste tisane, rimedi naturali e magari faceva tutta la situazione, non campava fino a 90 anni, ne aveva secondo me una vita eterna, sicuramente. E questo va sicuro io perché ci ho convissuto con mio nonno almeno dai 35 ai 40 anni. Io da piccerino, io ho studiato lui, infatti tutta questa situazione è risalita la mia, diciamo, tipologia di nocciare e mi è venuto il coraggio tramite ironia e allegria e compagnia bella. Ho voluto dei miei social che le tisane non l'ho inventato io, nemmeno mio nonno, l'ha inventati ai tempi antichi, però nessuno le usava e le usa, però io mi è venuta voglia di dire e di fare dei social queste, parlare di tisane, rimedi naturali, dell'agricoltura, di innesti, di terreni, perché nessuno oggi conosce più di dove viene il mangiare e le tisane magari ti possono risolvere di una buona digestione. Ci sono belli rimedi naturali che magari ci vogliono fare dimenticare pur sento che funzionano. Io che voglio dire con questo? Allora, ciao Santino, allora qui c'è un amico Picciotto, io voglio puntualizzare. Scusa Santino, scusami. Allora, qui abbiamo in diretta Santino, Sony Santino. Un attimo qua. Allora, io voglio salutare Santino. È stato lui la festa di San Gennaro dove c'erano tantissimi siciliani italiani sparsi per il mondo. Per me è stato un piacere diciamo essere salutato e ricordato in America, che pure in America si parla del sottoscritto Zenzero e Limone, non solo in America, in tutta l'Europa. Vuol dire che il sottoscritto sta inoltrando cose positive durante i social. Io vi dico il nostro amico Santino Vegas, lui è siciliano ma da tanto tempo in America, a Las Vegas. Lui è un cantante tenore veramente che il mondo deve conoscere e sui social effettivamente io lo inoltro perché mi piace una persona genuina come lui, come i suoi manager che li ringrazio e li saluto veramente direttamente dalla Sicilia. Spero che no, per me non è un sogno ma una realtà, perché io ci credo. Venire a Las Vegas e dare un saluto, un bacione e fare un discorso veramente parlando siciliano della mia teoria, delle mie tisane e spiegare e cantando le canzoni, quelle che effettivamente che danno al cuore a tutti i paesani siciliani italiani, e cantare in America per me sarebbe un piacere e un onore per chiudere la mia veramente carriera insieme, così ho completato l'opera, come si dice, il mio, come si chiama, messaggio che voglio inoltrare. Per me è una cosa veramente fondamentale, una cosa bellissima. A breve ci sarà tutta la canzone, tutta sana. Avete sentito uno spezzone, mi hanno arrivato tantissimi complimenti della canzone che io ho inoltrato. Vi ricordo che ieri mattina è stata pubblicata, fino a ieri sera c'erano 250.000 visualizzazioni, la canzone è piaciuta, c'erano stato più di 350 condivisioni da ieri, e soltanto era l'anteprima. Ora quando uscirà la canzone, che sapete che è una canzone veramente sensibile perché parla quello che ho detto prima dell'emigrazione, di nipoti e figli che emigrano e parla dell'emigrazione. Insomma, è una cosa veramente, una canzone, tutte le canzoni, quella mia ha un significato e deve lasciare una traccia. Tutte le canzoni che io non sono un cantante Picciotto, sono
come si dice, un cantastorie. Durante il percorso della mia vita racconto i tipici, diciamo, mangiare siciliano, l'agricoltura, le tisane. Io mi risento un cantastorie. Tramite le cantastorie e le cose che vanno sulla vita sono nate le mie canzoni, che effettivamente che il mondo purtroppo deve, no purtroppo, lasciano una traccia durante il percorso della vita. Io devo arrivare, vi dico chiaro, quando completo per un ciclo, sono 4 canzoni, devo completare perché già io ho 4 punti di risolvere quando il Signore mi dona la possibilità, perché già l'hai sulla mente, perché le mie canzoni devono lasciare una traccia. Sono 4 uscite cantate e scritte da me, e grazie a Mario Di Stefano e le videocamere Platania e Giovanni, che lo voglio salutare, come Mario Di Stefano, casa discografica, che mi hanno aiutato per l'arrangiamento musicale, per realizzare il video, ma l'autore della scrittura delle canzoni sono stato io. Devo realizzare altre 4 canzoni dove ci sono dei significati che il mondo sconosce. Arrivando a 8 io mi fermo, così si completa, diciamo, un CD che per me deve diventare uno CD storico d'oro, che lo faccio coronare e resterà 8. Io un sogno cantante, 18. Io racconto di queste, diciamo, 8 canzoni, tutta la biografia e la storia, non solo di Zenzero e Lemone, ma di tutta la società reale, in quanto mai dalle stelle stiamo, diciamo, dalle stelle che l'Italia era, dalle stelle dove c'era tanto lavoro, tanta agricoltura, piano piano stiamo attraversando, andare alle stalle, piano piano stiamo diventando schiavi di un sistema asiatico, americano, sotto scopa di tutte queste persone, dove l'Italia, che era ai tempi antichi, i romani erano l'impero romano che comandava il mondo, ma oggi il mondo lo comandano altri poteri forti. Insomma, il mio ciclo si concluderà con la 8ª canzone, in cui parla della situazione che succede dal mondo, sperando che magari con una bacchetta magica l'Italia e Sicilia rinascerà, se c'è qualcuno che la pensa come, non mi ricordo un nome, un cinese che tempo record 10-12 anni ha trasformato la Cina di un comunista, da un comunismo alla socializzazione, e infatti quel cinese ha avuto l'idea che oggi i cinesi che lavorano veramente hanno fatto della sua, diciamo, mentalità, e la mentalità sono i più potenti, i più forti, i più intelligenti del mondo, veramente. Per questo il cervello ci vuole uno che sape fare tutto così. Mi ricordo, me l'hanno detto, ho visto che questa persona è stata una persona, e dopo voglio dire che i cinesi, con tutto l'affetto che uno ha, sono delle persone lavoratori, intelligenti, studiano ogni che trovate dentro, li mandano in tutte le università e fanno esperimenti. Vi racconto questo perché mi è stato detto, loro hanno comprato dei treni in Germania, in cui non ci volevano dare il brevetto come furono costruiti questi treni. Loro intelligenti, i cinesi, si hanno comprato questi treni, non l'hanno usato, se l'hanno portato in Cina, l'hanno, come si dice, questi treni l'hanno smontati, l'hanno studiati, diciamo pezzo per pezzo, hanno migliorato, pur essendo che i tedeschi un civinnero il brevetto come erano costruiti, loro con la sua intelligenza, i cinesi, con la loro, diciamo, tecnologia, con la sua propria potenza, hanno oggi i treni più veloci del mondo. In Europa si parla più o meno dei 200-250 km/h, in Cina ci sono treni che superano i 400 km/h, cioè quasi di un aereo. Hanno fatto delle statistiche, delle prove, che
loro sono furbi i cinesi, pur essendo che nessuno vuole rischiare a venderci dei brevetti, ma loro talmente sono intelligenti che magari compreranno tutto della situazione, ma quel prodotto, qualsiasi prodotto che loro comprano, lo migliorano e lo fanno diventare cosa veramente che il mondo non sconosciamo. Mi è stato raccontato sto pezzo, significa che la Cina veramente è la prima mondiale della situazione che decade. Io a livelli alti oggi e nessuno magari sapeva questa situazione, qualcuno lo sa, però qualcuno oggi mi può giudicare perché non sono disinformato. Io sogno solo per l'agricoltura, delle piccole cose, della piccola cosa, di cui non ci posso mai arrivare, però credo che avete qui effettivamente che ognuno di noi se ne alzasse le mani come a livello del piccolo, come i cinesi, risolvessimo un tipo il 100% dell'Italia, ma il 50% ne potessimo rialzare, scambio di stare corcata, assistenzialismo, perché lo Stato oggi ne ci sta rovinando, perché ci donano bonus, contributi di qua, perché dobbiamo ragionare caso testa. Invece per guadagnare, per fare, per sfamarci, dobbiamo, diciamo, lavorare, produrre, vendere, e così avessimo un'economia veramente a livello agricoltura, a livello di tutti i punti di vista. Oggi siamo sottomessi alla tecnologia, diciamo, che ci hanno costretti, questo devo cellulare, alla intelligenza artificiale. Sblocchiamo questa intelligenza artificiale perché l'hanno fatta apposta e prendiamoci la nostra testa dalla tecnologia naturale. Io ora vi lascio, vi do un bacione, scusatemi che magari sono stato pesante. Sono stato... No, io dico che i cinesi sono delle persone effettivamente intelligenti, hanno sfruttato la loro, diciamo, tramite, diciamo, la sua capacità lavorativa, pur essendo che sono delle persone che magari hanno sottomesso la schiavitù delle persone. Io so che oggi come oggi i cinesi, che magari qualcuno che magari non ha la possibilità di sfruttare quello che hanno imposto in Cina prima era una quasi dittatura che effettivamente che mi è stato raccontato è fatto vero perché c'è la realtà. Prima c'erano altre leggi, oggi la Cina, il capo della Cina ci ha detto a tutti quelli dell'agricoltura: fate tutto quello che volete, coltivate tutto quello che quando vi piace, per avere una cosa, sono stati liberi. Ognuno si è sbrazzato le mani, hanno lavorato, hanno prodotto in tempo 10-15 anni. La Cina sta diventando la potenza mondiale, perché effettivamente ora ha cambiato la Cina radicalmente. E dico che dobbiamo prendere l'esempio della Cina, dobbiamo sbrazzare le mani, dobbiamo essere liberi col cervello di pensare. Il governo ci deve aiutare a dire che abbiamo una libertà dei terreni. So che vogliamo cantare, cantiamo, di levare un po' di tasse, perché la tassa dell'agricoltura, che tu canti, smunuzzatura, verdura e compagnia bella, la tassa la paghi per 3 volte, l'agricoltore paga le tasse, il sanzale che va a pigliare cose dell'agricoltore paga le sue tasse, il sanzale va a vendere, diciamo, al mercato universale e paga le tasse. Dopo al mercato universale ci va i poteghi, quelli che vanno, i fruttivendoli per vanno a caricare e pagano le tasse. Morale della favola: in quattro bande di una produzione, per esempio una produzione di carciofi, i tassi si pagano da 4 volte, che io parlo di carciofi, dopo parlo, se parlo di pomodori, se parlo di qualsiasi cosa, sta cosa si deve lavare, ste tasse, 3 tasse, non conviene. Si va dal produttore al consumatore, lasciare libera la cosa, è normale che si paga una tassa, ma una volta. Ma non che, per esempio, se io devo comprare, che oggi come oggi, un sacco si guarda a toccapoto, dai supermercati non si può comprare niente, sono diventate tutte cose care.
Se io dico effettivamente che la tassa è giusto che si deve pagare, ma non che io effettivamente l'agricoltore che va stoniato, che si rompe il culo, non guadagna niente, devo dare per esempio un chilo di fave, devo dare a 20 centesimi e dopo quando va al mercato ti viene a 5 euro al chilo, ma chi che travaglia, l'agricoltore che si rompe il culo, effettivamente a 20 centesimi che stavo vendere perché dopo sanzale stavo seccata, paghetà, insomma c'è questa tecnologia che non funziona perché sognava avanti e allora le tasse si va dal produttore al consumatore, onde si usa alla trabande mondiale, questo voglio dire, e basta. Qualcuno mi può dire che sogno pazzo, ma è così. Non cambiare discorso, spiega bene l'evoluzione industriale della Cina. Allora, allora. No, ascoltami, io non mi sto contraddicendo, io sto parlando sano e costruttivo. Io sogno per ragionare, non sogno per fare una distruzione totale. Io sto dicendo che effettivamente dobbiamo prendere l'esempio, è difficile, dalla Cina per sbrazzare le mani. La Cina usa tanta manodopera pur essendo che qualcuno è stato sfruttato. Io dico che oggi come oggi in Italia abbiamo troppo assistenzialismo, troppe raccomandazioni, troppo bonus, troppo questo, tutti prendono soldi, ma però non si produce niente. Io faccio l'esempio della Cina, che la Cina in 10, 15, 20 anni ha fatto un'evoluzione che il mondo sconosce, perché il governo cinese dal comunismo hanno passato al socialismo, in cui il governo ha dato la libertà a tutti gli agricoltori di seminare, piantare tutto quello che volevano, quello che gli piaceva, la terra è stata più libera e dopo è venuta un'economia che hanno prodotto perché non c'è stato quella, diciamo, situazione che effettivamente avevano con la vecchia, diciamo, che ne saccio, politica, costretti, per esempio, di quella terra che viene a cantare, per esempio, furminto o reso, non produceva furminto e reso. In quella terra ci piacevano, per esempio, aranci e limoni, che andavano aranci e limoni e facevano tanta quantità di... e dopo avevano un commercio. Questo voglio far capire. No, la Cina non ha abbandonato l'agricoltura. La Cina lavora l'agricoltura, ma grazie al governo che gli ha dato la libertà, chi che manca in Italia. Perché ho detto poco fa che in Italia siamo costretti, per esempio, allora io ho detto, forse c'è un po' di confusione, allora io ho detto che la Cina effettivamente, che c'era la Cina è enorme, però ogni terra sappiamo che c'è una produzione ben precisa. Per esempio, faccio l'esempio della Sicilia, dell'entroterra della Sicilia, noi, dove sono io, gli aranci e i limoni non crescono. Noi abbiamo uliveti e mandorleti e frumento. Se a me, per esempio, dalla mia terra, faccio il contrario, il governo cinese mi costringeva a metterci aranci e limoni, produzione non avevo, non aveva. Se a me la mia terra mi produce olive e frumento, ficodenia, io devo mettere abbondante quello che produce la terra. E io ho più commercializzazione, più vendita e compagnia bella. Questo voglio dire, sentire significato. Quando c'è la liberazione con gli agricoltori, perché tutti gli agricoltori siamo, sia in Sicilia, in Italia, in tutte le nazioni d'Europa, tutte l'agricoltura e del mondo dove è la sopravvivenza. Ogni agricoltore sa il proprio frutto che cresce dalla sua propria terra. Se ci dai la libertà di piantare di quel territorio il frutto che ti produce più maggiore, hai più un'economia, più soldi che ti entrano. Questo voglio sentire, però ci dobbiamo sbrazzare, questo ho detto.
Sì, forse ho fatto un po' di confusione perché forse non parlo bene in italiano, ma io il paragone che io sto dicendo che noi qui in Sicilia non abbiamo la libertà di fare dei prodotti perché il governo purtroppo ci costringe di pagarci i terreni e lasciarli incolti. Significa che io non devo mettere niente, lo Stato ti paga i terreni senza mettere niente perché devono fare l'importazione, diciamo, di altri paesi. Bravo, la Cina tu mi dici che è inquinata, però occhio con vede, corre con to, lo so, però siamo costretti ad acquistarli dalla Cina e di altre banne. Allora non ne voglio sentire a significare io. Noi abbiamo una terra genuina ancora, in Sicilia e in Italia, una terra veramente pulita, in cui se lo Stato ci aiutasse a tutti gli agricoltori, a tutti, diciamo, gli allevatori, abbiamo delle cose migliori da mangiare, nostrane, e possiamo, l'importazione sarà difficile perché la quantità ormai, la popolazione mondiale, abbiamo superato i limiti, tanto è vero, con voglio dire, sta succedendo quello che sta succedendo. Però voglio sentire a significare, qui è questione, diciamo, di buonsenso dell'agricoltura, che il governo non ci aiuta a fare la produzione che i nostri nonni, antenati e compagni belli abbiamo lottato una vita per avere una produzione. Invece ci sono tanti terreni della mia zona incolti, abbandonati, perché il governo ti costringe di non coltivarli perché dobbiamo importare per avere un prezzo più salario di carne. E la mia rabbia è questa. Non c'è niente da capire. No, io lodo, allora la Cina ne parlo bene per la manodopera, pure Osaccio, io ho detto che la Cina, aspetta, c'era confusione che tu forse hai capito male, io sto dicendo, infatti sono i padroni del mondo, la Cina attualmente, sto dicendo che pur essendo sfruttati, pur essendo che l'agricoltura magari non è genuina come in Italia, però lavorano tutti. Lo Stato li aiuta, pur essendo dopo, se la Cina e le terre l'hanno inquinate, magari di che di danni, questo è, lo sappiamo, noi non facciamo niente, è un problema loro. Io sto dicendo di manodopera, quello che manca in Italia, che le persone non vogliono più lavorare, che sono più assistenzialismo. Sì. Io non sto intanto la realtà dei fatti, la Cina sono i padroni del mondo per la volontà di ir a lavorare. Io forse c'è un po' di confusione, però la mia mentologia dico che effettivamente se noi avessimo una manodopera a livello come fanno come la Cina lavora, in Italia avessimo più risultati. Che dopo le cose non sono genuine, che sono inquinati, che magari arrivano prodotti scadenti, questo è un altro discorso. Però tanto è vero che effettivamente la Cina ha investito lo Stato, ci ha dato tanti soldi che si sono comprati qualsiasi cosa, che tutti i soldi che effettivamente sappiamo che hanno una banca personale in Cina, sono quelli che vivono in tutto il mondo, sono delle persone che magari guadagnano loro, ma tutti i soldi sono, come si dice, in comitanza dallo Stato cinese. Un simo babbe sto petenoggio, perché chi viene magari qualche cinese che compra dai supermercati, oppure andiamo a Mister Bianco a Catania, tutto era italiano, ora è tutto cinese. Si hanno comprato tutti, diciamo, tutti i negozi questi all'ingrosso l'hanno tutti cinesi, ma non è un investimento personale cinese, è un investimento personale dello Stato cinese, che sicuramente tutti questi soldi vanno allo Stato cinese, quelli che lavorano, quelli sono che lavorano, è diverso.
Io dico che come lavoro che lavorano i cinesi sono più massari dei italiani e magari dell'Europa, per essere oggi come oggi della situazione. No, io non parlo Berlusconi, io ci vado per logica. Allora, io ci vado per logica. Io perché sono assurdo? Io non sono assurdo, io ci sto indo per logica, dalla realtà dei fatti. Io parlo dell'agricoltura siciliana, villarosana, della tua terra, della Sicilia. Il discorso con la Cina, ho fatto un paragone tra manodopera della Cina e manodopera siciliana. Tanto è vero che sono stato a certe banne dove, lo dico chiaro, non ho niente di nascondermi, sono stato delle zone di Vittoria e di Comiso in Sicilia, la manodopera è tutta, diciamo, dei extracomunitari, non ci sono quasi italiani che vogliono lavorare. Ora qualcuno mi dice perché sono sfruttati, non è vero, perché ho parlato a gente della zona, ci sono persone che non vogliono lavorare, ci sono quelle che vogliono lavorare, ma la maggioranza sono extracomunitari che campano pomodoro, cucuzze, ortaggi e compagnie belle. Questa è la verità. Invece in Cina è diverso. In Cina ci sono i cinesi che hanno delle cose che lavorano loro. E queste magari dopo troviamo dei prodotti magari più cari. Allora, Black 07, a me mi piace discutere di agricoltura, però se tu mi fai i trucchi e trucchetti e mi vuoi fare confondere, io secondamente chi mi sta ascoltando, penso che qualcuno mi può dire se ho sbagliato a parlare, magari mi posso correggere, magari c'è una delucidazione. Io del campo dell'economia, diciamo, siciliana, magari dell'economia mondiale che non ci potremo arrivare. Io mi difendo la zona territoriale dell'entroterra della Sicilia e dell'emigrazione, in quanto mai prima la Sicilia era ricca, ricchissima, e oggi è una regione povera, poverissima, pur essendo che abbiamo petrolio, il turismo, abbiamo la possibilità di seminare frumento, abbiamo ulive, mandorleti, abbiamo ficodini, però ci ritroviamo con culo in terra, in quanto mai la regione siciliana, in contatto con lo Stato di Roma, che effettivamente c'è qualcosa dall'agricoltura che non funziona. E io ho fatto dei paragoni con la Cina di manodopera, non di prodotti cinesi che sono buoni, elogio di qualità. Loro hanno la manodopera forte e con la manodopera forte sono diventati i padroni del mondo. In generalmente io avanto sempre i prodotti italiani, i prodotti siciliani, e dico sempre di consumare i prodotti dal consumatore siciliano. Quello che io mi facessi parlare, un paragone dalla Cina, è solo la manodopera. Punto e basta. Sì, ma io mi faccio parlare, non hai niente di ammucciarmi. Io ci vado per logico, non ci sto indo qua qualcuno mi ha fatto insegnamento, o mi piace la politica, o mi piace che io ci sto andando della vita reale, quello che io vedo. Non è che io magari qualcuno mi ha detto si è seduto a tavolo e mi ha fatto un lavaggio del cervello. Non è che ci vuole l'arca di scienza a capire la logica di oggi come oggi, della tecnologia e chi che ci stanno impostando. Siccome certuni, per tutto rispetto, al cervello, lo dico chiaro e mi dispiace dirlo, sta funzionando il cervello artificiale e tutti prendono esempio dei cellulari e dell'intelligenza artificiale che vi state facendo imponere tutto quello che vi dicono i cellulari e la televisione. Io ragiono come cervello naturale, cervello antico, cervello di mio nonno, cervello di miei genitori, che quello che pensavo e volevo fare io facevo col mio cervello.
non col cervello che vai su Google e dico, Google, come si fa la tisana di zenzero e limone? E Google ti dice, Google, domani, domani, che tempo fa domani, diciamo a Villarosa? E Google ti dice il tempo che doveva. Invece noi anticamente, mio nonno mi insegnò, quando doveva piovere, c'erano le nuvole a tramontana, c'erano delle cose caratteristiche naturali. Giuco cambio discorso. Oggi tutti avete bisogno del cellulare per sapere le notizie. Per sapere le notizie, zenzero e limone, uso cervello e ci vai per logica, della natura, della realtà, dei fatti che succedono giorno per giorno, io ci sto indo per logica. Quando io vedo e vado a Catania, Palermo e vedo cinesi, vado e lavorano, travagliano, vado di qua dei campi dell'agricoltura in tutta la Sicilia e vedo extracomunitari che travagliano e non vedo italiani e siciliani. Quando vado nei supermercati vedo tutti stranieri. Minchia, dico, come finisca? Insomma, ci voglio per logica e dunque faccio un'analisi psico-mentale quello che io sto dicendo. A minuto mi ha detto e mi ha fatto un lavaggio del cervello. Quando vediamo la politica che non funziona, già io l'ho raccontata, con c'è, diciamo, un ministro dell'agricoltura capace di organizzare l'agricoltura. Facile, non è che ci vai che mi hanno a dire l'arca di scienza, ma può dire Google, ci vai per logica. Io ci vado per logica. No, allora Black, però se mi dicessi tu un nome, magari un nome di... A me mi si dice a chiamare Black 07, magari inventato un nome, poi come può essere magari nominato, mi si dice chiamate Mario Giovanni, così magari mi viene più facile a dirlo. Allora io non so il leader del settore IA qui è, e non lo voglio sapere, perché io non lo uso, essendo che me l'hanno imposto, che ci abbiamo sui social. Io quando faccio e dico qualcosa lo faccio col mio pensiero, il video me lo costruisce a naturale, i miei video su TikTok, sui video, pure che loro lo fanno apposta, che mi incitano di usarlo, io non lo uso, io uso i video li faccio a naturale, quando io vado a campare fave, quando mi metto sotto un albero di olive e racconto le olive di collinari, quando racconto, le faccio i video a naturale, non hai bisogno di che ha inventato lì, non mi interessa, perché quella è perché quando rendetevi conto, qualsiasi cosa che parliamo oggi come oggi, sui social, se tu parli, io parlo, che saccio, di motosserra, di agricoltura, magari parlo con qualche amico, già durante il percorso quando addomo accento, diciamo, il cellulare, mi spuntano tante motosserra. Diciamo, se io parlo di cucina americana, di fornelli e compagnia bella di fornelli della Sicilia, mi spuntano, insomma, siamo sottomessi ai controlli senza autorizzazione e non abbiamo più privacy. Però se dice aria netta, non si scanda dei troni, perché non hai niente che cammucciare. Io, quello mio è tutto reale, i miei video sono naturali. Io quando io faccio un video le mando con l'errore o senza errore. Per me è una cosa naturale, è la vita reale. Vuol dire, io sono un cantastore o del bene e del male. Io sono un essere superiore, sì. Purtroppo sogno così. Io mi ritengo che hai un'intelligenza naturale. Tu ricordati bene che qui a Villarosa esiste una persona che è superiore veramente che il mondo sconosce. Cioè una persona, pur essendo che non ha studiato, quello si ricorda tutti i numeri della targa, dei targhe delle macchine, e ha un tono naturale. Qualsiasi persona, per esempio, che viene dall'estero, che viene di passaggio, magari viene un palermitano dell'autostrada, per esempio, che passa di Villarosa, che questa Villarosa è la strada principale, la vecchia strada Palermo-Catania. L'autostrada attualmente magari
ci sono delle svincole che obbligatoriamente camion, macchine passano di Villarosa. Questa persona di Villarosa è capace che, per esempio, tu gli dici a tale orario ha passato una macchina, ma la dice il numero di targa, lui è capace di dirti il numero della targa perché ha un tono naturale. Io mi risento che hai un tono naturale a livello dell'agricoltura, a livello perché ci vado per logico, ho fatto tanti esperimenti della mia terra e sono capace a fare spuntare veramente i melanzane dell'albero, oppure per ironia l'ho fatto, oppure i banani di una palma, esempio stiamo dicendo, perché ho fatto tanti esperimenti e sono esperimenti che effettivamente con l'ironia, i banani non sono veri che ho fatto l'ironia, parliamone chiaro, ma ci sono tanti trucchi e trucchetti della campagna, dalla terra che si possono adottare e si possono fare soldi in senso dell'agricoltura, però non c'è la possibilità, l'aiuto dello Stato. Se io mi sento e ci vado per logica, per quello che sono superiore di uno che effettivamente, e ci sono tanti agricoltori che sono veramente con molta intelligenza che non ci fanno sfruttare la sua intelligenza, per forza anche le cose, anche le cose storte. Ah, sei un avatar geniale dell'AIA, perfetto. Ok, infatti il 14 vai a Roma, se vado a Roma va via la partita che più figura ci vai. Allora, Black 07, a me mi ha fatto piacere che hanno fatto delle domande che il mondo sconosce, però stai sicuro che effettivamente se sei, allora sei come si dice, no hater, un hacker, un hacker, sei hacker a livello, vabbè, però hacker però ci sono tanti tipi di significativo, però non so che significa che tu mi vuoi inoltrare, però secondo me io effettivamente del mio social una cosa che io sono interessato è socializzare a livello di far crescere la socializzazione a prescindere dall'agricoltura, di inoltrare a tutti questi giovani veramente, di far capire che di un albero d'olivo crescono le olive, delle olive si fa l'olio, della sanza si fanno i riscaldamenti, dell'albero delle mantorle può nascere la mantorla, si possono fare dolci, confetti, dell'albero delle, che saccio, delle, la sudra si può fare il miele che è afrosidico, del terreno poi nascono le patate, può essere verdura, sminuzzatura, sempre con la manodopera. Io voglio far capire, voglio far sentire la mia voce, che tutti i giovani, tutti i ragazzi aprono il frigorifero, vedono il benessere, però non sanno la provenienza di dove vengono tutte queste belle cose che noi sulla terra le produciamo. Io dico a tutti i papà, i nonni, gli zii di prendersi i loro nipoti, i figli, di inoltrarli e portarli in campagna come io faccio con i miei nipoti, portarli pure di allevamento di pecore, vacche e qualsiasi animale e spiegarci, diciamo, a livello culturale che per esempio di una pecora nasce il latte, nasce il formaggino, nasce la mozzarella, nasce, diciamo, i formaggi dalla mucca altrettanto e del terreno crescono le verdure, sminuzzature e tante belle cose, tutto quello che produce la terra. Io questo voglio notare, voglio dire a tutte queste ragazze giovani di ascoltare il mio appello. Dopo ci sono i rimedi naturali che una buona digestione che le possiamo usare, diciamo veramente, e vi invito a tutti sempre dicendo che dovete essere controllati da un medico di famiglia, di usare le tisane e qualche rimedio naturale. Raccomandazione, non sono i rimedi naturali a livello curativo, sono a livello di protezione, di prevenzione.
Ricordatevi che a livello curativo, a livello di cosa dovete ricorrere, perché ognuno avete le vostre patologie, al medico di famiglia e i dottori specializzati, è normale. Però le tisane sono belle a beverli per avere una buona digestione, per diciamo digerire, e con un'ottima dieta, con un dietologo veramente bravo, dietologo, dietologa, perché a me mi ha aiutato una bella dietologa. Io avevo 130 kg di ingurgio e mi fece scalare più di 40 kg, diciamo, in base a una dieta, anzi 3 diete che mi ha dato, che io ho detto che volevo mangiare a base di tutto quello che produce la terra e la carne una volta, diciamo, alla settimana. Io dopo assumei diciamo, delle tisane per diciamo, accelerare la buona digestione, un'ora dopo pranzo, un'ora dopo cena. La cosa è andata bene e mi è venuta voglia di nocciare quello che effettivamente mi ha nocciato mio nonno. È facile, è facilissimo. Oggi ho parlato di cose magari a livello grande, ma a livello magari qualcosa io ci ho andato per logica, quello che sento dalla televisione, dai social, mano a mano. Non volevo arrivare ai cinesi, ma io parlo della mia Sicilia, non mi interessano i cinesi, mi interessa la mia Sicilia, che non, diciamo, la Sicilia, ma risento che è mia la Sicilia. La Sicilia, io ho lottato, ho travagliato in Sicilia e mi risento che tanti giovani abbiamo tanti talenti, veramente, quelli che effettivamente amano la Sicilia, che purtroppo non devono emigrare, magari portano fortuna all'estero con la manodopera, poi con la sua esperienza, perché non sfruttarla, la sua intelligenza dei giovani, sfruttarla in Sicilia se ci vorrà, diciamo, la politica giusta per fare questo tipo di travaglio e lavoro, perché io ho detto dall'inizio che la nostra generazione, quando finisce, diciamo la mia generazione, finisce il mondo se continua così. Se invece c'è la bacchetta magica, che magari il governo aiuta tutti questi giovani a trattenerli in Sicilia, del campo della medicina, del campo dell'agricoltura, del campo dell'artigianato, del campo di tutti i campi, tutti questi giovani restanti in Sicilia possono fare uno sviluppo, perché in Sicilia abbiamo il sole tropicale che aiuta a azotare tutte le terre, abbiamo l'acqua che effettivamente non manca pure che non cade dal cielo, abbiamo delle sorgive, delle dighe sottoterra, abbiamo più del 90% la Sicilia, abbiamo acqua a qualsiasi punto dei pozzi che possiamo sfruttare, e magari possiamo avere, diciamo, un'economia veramente che il mondo sconosce. Purtroppo deve cambiare la mentologia e magari un aiuto a tutti questi giovani ragazzi, perché noi, per esempio pure io, fra un paio d'anni me ne vai in pensione, nei 57, ma però dico ho fatto, io voglio dire, da 14 anni perché travaglio, cazzappa, dopo sono pure pompiere forestale, ma prima ho lavorato, diciamo, a fare un muratore, a fare, diciamo, l'artigiano, ho fatto tanti lavori della terra, zappare, fave, agricoltura, forminto, mettere, insomma, ho fatto tanti lavori, però non è che pure posso fare tante cose. Ora i giovani, ora c'è la nuova tecnologia, non si fa tutte cose a mano come si faceva una volta, cafauce, il zappone, oggi ci sono i mezzi adatti e magari viene più facile. E che voglio dire io, carissimi ragazzi, amici e gioventù, aggioveliamone, perché effettivamente prima che sia troppo tardi, se avete un'idea, un'intelligenza, magari qualche papà, qualche nonno vuole investire, e ricordatevi che effettivamente l'unico investimento è sull'agricoltura, e andiamo avanti, perché è una cosa fondamentale per la nostra sopravvivenza a livello fisico, di mangiare sano e di andare avanti, perché se avete i soldi non potete, diciamo, avere la salute, con il mangiare avete la salute. Parliamone chiaro, la migliore ricchezza è la salute. Se avete i soldi e non avete da mangiare, mica vi potete mangiare i soldi. Ricordatevi bene che se volete la salute dovete sfruttare un'intelligenza agricoltura, di mangiare sano. Le prime, diciamo, malattie che abbiamo sull'istante che viene all'incontro, ricordatevi che parte dal tipo di mangiare che mangiamo oggi come oggi.
se tu mangi, come si dice, salutare e fai, diciamo, il sistema energetico che io, per dire la verità, io lo facevo 10 anni fa, però senza che nessuno mi ha detto niente. Il sistema energetico è una cosa bella delicata che ho spiegato qualcosa, dopo qualcuno mi ha detto che magari io ero troppo complicato, quasi quasi mi ha dichiarato pazzo, però base alle persone che io ho frequentato, gente veramente che ha studiato, mi hanno copiato e mi hanno visto i miei video. Patrizio, ricordati che tu a fare tutto quello che hai fatto, quello che tu stai facendo a già a livello per logica, noi lo studiamo e tu lo devi fare, il sistema energetico, quello che ho spiegato, che la mattina appena alzato subito ti deve fare una doccia con acqua bella calda, perché durante la notte, che spiego e ho spiegato tanto il sistema energetico, ci vado per logica, perché noi quando dormiamo siamo delle persone morte, in senso che tutti gli acari, tutte queste cose, sudiamo di qua e di là, ci abbattono e ci scaricano le batterie del sistema energetico. Tanto è vero che quando ci alziamo dal letto, qualsiasi persona, sia giovani che sia quelli anziani, si sentono tutti dolori, perché sudiamo, magari ci raffreddiamo, dopo ci sono questi acari che ci succhiano, diciamo, tutto il sistema energetico e ci fanno scaricare, senza che vi prendete di paura e di scanto. L'unica cosa importante è alzarvi subito dopo, mettevi sotto la doccia, lavatevi, diciamo, con acqua tiepida, usare dei prodotti saponi biologici. Io consiglio, questo vi consiglio, di sapone biologico, quello vero, extravergine di oliva, che effettivamente ho disinfettando, oppure di fico d'India, oppure quello di asina, sapone buono. Questo vi fa caricare le batterie. Se lo ripetete, diciamo, tante volte, quando vi alzate e dopo andate a lavorare, dopo mi spiegate benissimo come vi sentite. Io questa cosa lo faccio sempre, ave più da 15-20 anni che lo faccio veramente. Però quando ora ho conosciuto con i social tante persone che mi hanno, diciamo, seguito, di qua, parlando, ci sono gente studiosi, gente scienziati, gente del dottorato che questo sistema energetico, per esempio, esiste e gente ci vanno apposta, vanno a spendere i soldi, però ci vanno periodo di vacanza oppure 2 volte alla settimana, che viene chiamato lo spam. Se ne vanno a Berg, se ne vanno magari fuori, diciamo, di qua e di là, se ne vanno questi delle vasche idromassaggi dove mettono a loro, a sensi, diciamo, alle belle, diciamo, rimedi naturali per fare passare massaggi i dolori, diciamo, atroci e dolori muscolari. Allora, io dico, se sta cosa, allora ci sono stati gente intelligente che hanno speculato, hanno fatto, costruite, che viene chiamato spam, che sono delle hotel, delle cliniche particolari, che ci sono tante piscine, idromassaggi, acqua calda, ti metti là e ti fanno questi lavaggi che ti metti là e alleviano i dolori di qua e di là. Allora, io già ci iva per logica la situazione, l'ho fatto sempre. Scangio, io ho sbagliato, avevo la vasca a casa e ho messo la doccia. Tutti abbiamo fatto l'errore, tanto è vero che io sto rimontando la vasca da bagno, in quanto mai la vasca da bagno era quella che tu ti mettevi il dito, rilassavi con l'acqua tiepida e magari ci mettevi, diciamo che prima non c'era un sapone chimico, avevamo un sapone veramente naturale, tanto tempo fa, avevamo colà senza chimico e ci rilassavamo e stavamo bene, i dolori non avevamo tanto assai. Oggi come oggi siamo tutti dolori perché effettivamente nessuno si lava, non si fa la doccia perché batterie su scariche, tutti ne sentiamo male, però quando ne sentiamo male ricorriamo a medicina, antidolorifico, qualcuno se ne va che aveva soldi alla spa, di queste piscine, idromassaggi, tanto è vero che lo potremmo fare pure a casa tutti i giorni. Io di quando adotto tutta questa situazione, effettivamente, non dico che mi sento un leone, ma mi sento una persona con rimedi naturali, tesani e faccio questo livello energetico, non solo l'acqua cauda tiepida la mattina, la doccia, ci vuole stare la vasca da bagno, vabbè, però funziona perché uso dei shampoo
e dei saponi biologico originali, non l'assenso, quello originale, che solo zenzero al limone si può fare costruire da solo. Però non l'ho pubblicizzata per mettere questo nel minzerotto, là io personalmente io. L'unica cosa che vi voglio dire è che effettivamente, se oggi riflettete, ci sono tanti punti, gente che hanno speculato, hanno fatto sti spa per fare business, che effettivamente sono cose che funzionano, ma io ci ho andato per logica. Lo dico dei miei social che mi ha seguito, l'ho detto tante volte, ma lasciamo perdere, perché ma se no se sbaglio a parlare qualcuno metto questo nel minzarote, perché ognuno di noi la spam la possiamo, diciamo, fare a casa, levare tutti i docci, mettere veramente le vasche da bagno, quelle di una volta, metterci delle prodotti aromatizzanti che avevo sì, quale metterci, e vedesse che tutti i dolori atroci, che voglio dire dolori muscolari dei massaggi vi passassero tutti. Questo è solo, diciamo, la mattina vi potete alzare veramente, che potete dire, ah, finalmente non ho più dolori, ho torcito il culo di cadere. Questa è una cosa più salutare, una cosa che io adotto sempre, però su cose che io ci ho andato sempre per logica. Un sogno che io dico, sogno più intelligente, è una cosa antica, su cose che ci aiuto per logica. Qualcuno mi può pigliare per pazzo, ma è così. Antonio, parlando mi vai per tanto, può succedere pure questo. Non è vergogna, perché la teoria della peritologia ve l'ho inventata, ma con il fatto è successo, perché la teoria della peritologia può essere una cosa che qualcuno mi disse una volta, ti deve vergognare perché tu il perito non lo devi buttare, perché il perito non si deve buttare, è la scuola che effettivamente ha fatto un errore, che effettivamente non ha spiegato bene il corpo umano, perché il corpo umano fu costruito, diciamo, la macchina, l'auto tramite il corpo umano, perché mettendo la benzina il motore cammina, a marmitta e fumo e scarica. Noi mangiamo, il motore del stomaco macina, dopo signore ne fece il culotto per gettare un botto. Se invece noi il culo attuppassimo, iniettassimo perita, scoppiassimo e ne sentissimo male. Purtroppo qualcuno, effettivamente quando disse sta cosa, quando il ragazzo fu bullizzato che il Tom Perito a scuola, fu bullizzato e la maestra l'ha rimproverato. Dopo io feci una diretta, in quanto mai quella maestra si doveva vergognare a rimproverare il bambino perché l'ha buttato fuori e l'ha fatto bullizzare di tutti, diciamo, i ragazzi. Io feci una diretta in quanto mai io accusai la scuola perché è stata colpa della scuola se oggi i bambini, quella era, se il corpo umano, disse, la scuola, diciamo, l'avesse spiegato bene, oggi la maestra non si poteva permettere a rimproverare il bambino che ha gettato un pirito, lo scorreggio aria, e sparte l'ha buttato fuori, e sparte l'ha fatto bullizzare dei compagnetti. Oggi la scuola, se ero io, prendevo provvedimento, ma viene a risarcire i danni. Purtroppo, io l'ho detto in diretta, magari qualcuno mi è stato richiamato, hanno chiesto scusa, e magari si è giustificato così la situazione perché io avevo ragione e dopo ho fatto rientrare la teoria della piritologia in campo del mio sistema, quello che spiego dei social, perché ci appattava, nel senso che io spiego, diciamo, le tisane, il rimedio naturale, la tisana ti fa digerire, digerendo, effettivamente è normale che digerendo vai al di corpo e non sei istitico, vai al gabinetto ogni mattina puntuale, io all'orario vai al gabinetto, vuol dire che le tisane funzionano. Per quelle che effettivamente sono stiti, che non le usano, peggio per loro. È normale, bevendo le tisane ti viene di scappare aria, e ti pirite aria. È normale, se tu le trattieni come fanno le donne femmine, che hanno vergogna di stare pirita, però loro lo buttano a fumicidio, l'ho detto piano piano, però è pericoloso, che effettivamente io ho detto che il pirito si deve buttare effettivamente con lo scuscio. Quanto ti viene, dove ti viene, lo deve buttare, perché è pirito della salute, pirito della bontà e pirito della buona digestione. Invece se tu effettivamente il pirito te lo trattieni e fai che magari ti vergogni
e lo butti piano piano, è come se scoppiasse una bomba atomica, veramente, che puoi scappare di dove la persona lo butta, perché fa una puzza di un spirito putrefatto, di un spirito all'interno, perché è un gas che noi dobbiamo espellere, lo dobbiamo buttare. E questo rientra della teoria della mia peritologia. Ora, quando mi potete giudicare se ho sbagliato o indoverato, perché non è vergogna, è normale che magari ti trovi a una banna, magari che ci sono persone di qua e di là, ti sposti magari di qua e di là, magari lo butti, ma mai trattenere un spirito, perché per un spirito si può anche morire, veramente, stiamo attenti. Non è che voi di qui ci vai per logica, eppure i dottori quando andate all'ospedale e magari siete ricoverati oppure andate di una guardia medica, quando vi sentite male, il dottore la prima cosa che vi chiede, vi dice effettivamente, ma hai buttato aria? Hai buttato aria? Ti dice questo. Se non hai buttato aria, hai il spirito ingruppato, il spirito aria dello stomaco, e ti dà il dottore urgentemente qualche medicina, qualche cosa per farti espellere effettivamente questa cosa fisiologica, perché non buttando il spirito tu puoi, diciamo, avere dei gas allo stomaco e ti puoi sentire male. Il dottore la prima cosa quando fai un intervento ti dice di buttare aria, quando fai un intervento qualsiasi, il dottore stesso te lo dice di buttare aria. Perché se lo dico io quando mi criticate, mi dicete che mi devo vergognare, mi dice così. Il dottore, qualsiasi dottore, che vai in guardia medica, te ne vai a controllo, te ne vai in qualsiasi fatti l'ecografia, ti dice il dottore hai buttato aria, c'hai andato al di corpo. Te lo dice il dottore, perché quando lo dico io, quando vi lamentate, in senso che effettivamente quando io spiego la teoria della peritologia, perché l'ho fatto rientrare delle mie tisane in senso buono, della buona digestione, spiegatemi questo motivo, parliamone chiaro. Non c'è vergogna. Ciao Giuseppe. Perciò ti ho parlato, non so se hai parlato tu pure, perché effettivamente oggi stasera mi venne una parlentina che il mondo sconosce. Spero che io non ho sbagliato a parlare, spero che effettivamente ho stato costruttivo. Penso che io rapio la diretta per ringraziamento per la canzone che abbiamo fatto. Dopo le cose delle domande ho risposto all'amico, dice che era un virtuale, però ha fatto delle buone domande. Spero che non ho sbagliato. Qualcuno mi può dire se ho sbagliato, se mi sono comportato male oppure ho risposto con maleducazione. Penso che io questa diretta forse me la risentirò domani, se magari ho fatto degli errori, ma penso che errori. Forse abbiamo fatto un po' di confusione quando parlavamo dell'economia della Cina, Sicilia, perché ho fatto un paragone magari troppo grande confrontando la Cina con la Sicilia. Io parlavo soltanto di manodopera, non parlavo di prodotti, che la Cina sono i padroni del mondo, va. Io sono piccoloso. Io non parlai della Cina, che magari io ho detto sono i padroni del mondo per la manodopera. Se prendiamo 10% della manodopera che fanno i cinesi della Sicilia, perché ho detto pure che tanti lavoratori sono extracomunitari, non ci sono italiani e siciliani che lavorano sul campo della terra, si contentano di emigrare all'estero, a prendere lo zappone e impegnarsi sulla terra. Questo voleva sentire a significare. Un vaccino che magari, perché la mia mente è superiore alla tecnologia, perché ci vado per logica, che qualcuno volesse speculare e magari mi volesse rubare qualche brevetto perché la mia intelligenza supera gli extraterrestri effettivamente, perché io sapessi come risolvere i problemi della Sicilia. Purtroppo dobbiamo avere come gli asini, i scecchi, i paraucchi, dobbiamo camminare tutti così, sempre avanti, sempre avanti. Però se qualcuno apre gli occhi e vuole tagliare sia a destra che a sinistra e centrale e tagliare pure di dietro, non te lo fanno fare, perché tagliando da lì ti ricordi se hai sbagliato o hai indovinato. Questo è. Se tagli a destra poi te ne può donare accorgerti
se c'è qualcuno che può fare meglio di te, magari lo puoi copiare e tu puoi migliorare. Sia a sinistra, stessa cosa. No, invece tutti dobbiamo avere i paraucchi come scecche e andare sempre avanti la direzione dove ci indicano effettivamente, purtroppo, questa politica che effettivamente non so di dove diviene, dalla comunità europea, del RO, insomma, tutti fra di loro, fatti loro, perché io non mi piace la politica, sicuramente, però l'ascolto dalla televisione, ma tutto quello che dico e faccio e dico, io ci vado per logica, pure che andando, diciamo, delle piantine da terreno, io li canto a livello per logica, dove è la caduta del terreno, ci faccio i sorchi, insomma, come chiove, da si piglia l'acqua, non si piglia, io quando metto pure un albero lo vado a mettere per logica, un givaio che hai a mettere per forza qua, ok. Io ci vado per logica perché io, la mente mia che ragiona con la mente, un givaio che vai di Google, a quando lo metto l'albero d'olivo, Google, dove la metto la smunuzzatura, Google, tutto oggi è dipendente da Google, siete una mente artificiale, punto e basta. No, allora, Black Set, allora, io effettivamente ragiono con la mia mente, pure a livello del terreno, che io ho una pendenza così, non è che hanno una pendenza, per esempio, quando io pianto le piantine, per esempio, periodo invernale, c'ho terreno che è così e terreno che è proprio a piatto. Allora, periodo invernale, le piantine io le pianto con la pendenza, diciamo, un po' di pendenza, che l'acqua, per esempio, le piantine si devono prendere le piantine, l'acqua per quanto loro ci servono, perché tante piogge le radiche delle piantine si possono ammargiare. E tempo d'inverno le mie piantine, il mio orto viene, diciamo, sincronizzato con una pendenza, perché quando piove, per esempio, il primo filaro si prende l'acqua, dopo quando l'acqua effettivamente supera la normalità, se ne va del secondo filaro e si va a prendere l'acqua di qua. Questo di qua si prende questa, l'acqua di qua di là. Se invece io piantassi tempo d'inverno dove è terreno pianeggiante, l'acqua dorme, le radiche si infrigidiscono, effettivamente non va la produzione e non mi crescono le verdure. Tempo d'estate invece le metto tempo, diciamo, più pianeggiante le verdure, perché effettivamente piove di meno, io devo dare il gocciolatoio dell'acqua e gli metto l'acqua a gocciolatoio con i tubi e conviene metterlo del terreno piano. Hai due tipi di terreno, uno piano e uno con la pendenza, a pendenza. Tempo d'inverno tutti gli ortaggi vengono a pendenza perché l'acqua è più abbondante, effettivamente, per non far ammargiare le piante quando effettivamente si dice asciutto calore. Insomma, d'inverno ci va l'acqua tanto quanto basta la piantina, perché effettivamente non piove tutta d'acqua forte e magari non va il pantano e magari le piantine hanno più sviluppo della situazione in base a quello che tu vuoi mangiare e vuoi sviluppare. Io ci vado per logica, sai, questa è la situazione. Ok, a me è stato un piacere dialogare e parlare di una cosa costruttiva, perché mi piace a me fare dei chiarimenti della situazione per quello che è nostro, quando mi a capire pure se faccio errori. Allora, la mia inoltranza, io non dico che sono il giusto, posso fare i miei errori durante il percorso dei miei video. Io posso prendere insegnamento pure da un bambino di 5-6 anni, perché ognuno di noi siamo indispensabili dalla vita. Questo è chiaro, un sogno di una persona fenomenale, che sa tutte cose e magari ci sono piccoli errori che magari non posso correggere. Io mi posso correggere pure dalla mia situazione. Io posso avere e copiare un consiglio pure di un'altra persona che miglioro la situazione. Quando mi dovete capire quando c'hai un errore pure dei video. Qualcuno mi può correggere con una critica, non offesa familiare, qualcuno che mi offende familiare, che tanto offesa ho subito. Se io metto una piantina o parlo di qualche argomento, posso anche sbagliare, però non è
diciamo, una cosa difficile a scrivermi, Zenzero, mica questa cosa, tu hai sbagliato, puoi dire che magari puoi fare questo, questo, questo. Io vado a leggere, vado a mettere l'errore e mi posso aiutare a correggere. Invece no, mi tartassate a dire delle offese familiari. Questa è una cosa che mi disturba. Io quando parlo di agricoltura e parlo di una vita della cucina che mia moglie cucina, oggi non abbiamo parlato di cucina di mia moglie che è bravissima a fare di cucina, parliamo di un altro giorno, cucina siciliana. Quando c'è una cosa che effettivamente che io magari sbaglio, perché i miei video sono registrati e mandati all'istante, senza correzione. Però se c'è qualche errore è facile, la critica è chiesta. Zenzero, dica tua moglie per esempio, della pasta ha dimenticato di metterci sale, ci vuole 20 grammi, o per esempio, una cavolata stai dicendo, però è la critica, ma non l'offesa familiare. Ciao Vincenzo. Ok, Ricciotti, io sono stanco perché ho parlato tanto, non so quanto abbiamo parlato. Però a me mi è fatto con te. Io voglio salutare tutto il rullo perché più o meno siamo stati in linea di massima. Calcolando i 20 di là e altri 20 che mi spuntano, non lo so se sono, i 20 saranno quelli che mi seguono, gli altri 20 sono, penso che all'esterno. Una quarantina di persone sempre di quanto sono incominciato, magari c'è stato che è entrato e che è uscito. Guardate la favola, c'è stato sempre una media di 40 persone che hanno ascoltato queste cose, 40 raddoppiandolo magari sono diventati molto assai. Spero che effettivamente è una cosa che io effettivamente ho parlato di una cosa giusta. Io vi saluto, vi auguro una buona notte a tutti da parte mia di Zenzero e Lamone, un abbraccio, un bacione e che mi dai un esempio di offesa. Quando mi dicono effettivamente un esempio che mi hanno dato un'offesa che c'è per esempio un'offesa familiare che io per dimostrazione, dico questo per dimostrazione per esempio per inoltrare i bambini oppure la gioventù che magari dei bambini dai 10-12 anni che giocano alla PlayStation e magari hanno i genitori che ci comprano il motorino, io porto mio nipote in campagna. Sicuramente le piantine le pianterò io, ma a mio nipote insegno come si pianta e magari lui ci faccio piantare i piantini. E già mi dicono, vigliacco, vergognoso, sfruttatore, lagnoso, porco, questi sono. Quando io sto insegnando per far capire a tutti i bambini che magari mi vedono all'esterno oppure i grandi, per fare un esempio che c'è i miei nipoti, mio figlio, che gli sto insegnando a un bambino di 8 anni di piantare per esempio la lattuga. E allora io faccio il video che io pianto le piantine e insegno a mio nipote come piantarle a filaro. E là mi vengono attaccati che io sono uno sfruttatore, lagnoso, porco, il ragazzo deve andare a scuola, sicuramente ora ti mandiamo gli assistenti sociali. Io, chiunque ormai mi conosce, sia della forza dell'ordine, assistenza sociale, giudici, che tutti mi conoscono sicuramente e sanno che io faccio una cosa costruttiva, io non sfrutto a nessuno. Tutte queste offese familiari, tu che sei un'offesa familiare. Questo è un esempio che effettivamente voglio notare che tutti i bambini, magari per scambio di metterli e mamma e papà stanno freschi, gli comprano la PlayStation, io inoltre che magari è meglio portarli in campagna e insegnarci quello che insegno io ai miei nipoti, punto e basta. Non so se mi sono fatto capire. Ok Vincenzo, ciao Naki, Mannino, buonasera. Ok, io vi lascio. Dopo ci sono altre offese familiari, assai. Ci sono altre offese familiari proprio. Oggi mi sono incazzato
uno che era un allenatore, per esempio, l'ho spiegato poco fa, forse tu non c'eri. Poco fa c'era un allenatore, un'associazione di una squadra di calcio, lo ripeto due parole perché già l'avevo spiegato la diretta, che mi sono incazzato, in quanto mai questo mi offese familiarmente una frase in cui tu sai benissimo che ha un'associazione sportiva è una raccolta sociale per i bambini per toglierli in mezzo alla strada all'alcol, alla malastrata e magari alla droga, perché noi facciamo un'analisi analitica durante il percorso a gennaio e presentarla al comune, alla provincia e alla regione e dopo da lì ti daranno un contributo perché quei soldi vengono spesi all'associazione sportiva per comprare degli attrezzi, se del campo del calcio comprano palloni, magliette e compagnie belle, sul campo di tennis comprano racchette e palline, sul campo della pesca dove ero io compravo canne da pesca, pasture, ami e compagnie bella e morale della favola che lui doveva parlare a livello sociale. Quando tu mi vai a bullizzare a me, tu che sei un'associazione e vedono i bambini, è un brutto esempio. Io ho detto tu sei da denuncia, non puoi coprire il ruolo di un'associazione sportiva in quanto mai tu dichiari all'associazione, a tutto il sistema che effettivamente quello che ho detto precedentemente per i bambini non è una cosa logica quando un bambino va a vedere i miei social e vede scritto effettivamente la parola a me direttamente dichiarata che io sono un fallito dalla Sicilia, io inoltre che sono pazzo e sono quella persona che non merito di stare sui social. Mi ha fatto una cosa che mi ha fatto screditare di tante cose. Però le persone lo sanno quello che è nostro, però se tu sei di un'associazione, anzi, deve spendere tue parole magari migliore perché sai chi sono, perché dopo io gli ho andato in privato e gli ho spiegato questa situazione che lui non si poteva permettere, tanto qua mi ha chiesto scusa, dice che scherzava e compagni bella. E mi ha detto così, è passata così, perché effettivamente il mio amministratore, che saluto Saruzzo, che mi ha delucidato che questa persona poteva essere anche denunciata pubblicamente perché coprisce un ruolo di associazione, perché di tanti messaggi di centinaia abbiamo scelto lui perché lui, l'altre magari erano persone magari che si passavano nel tempo di qua e di là e magari ho sottovalutato la cosa perché magari babbiano, scherzano, perché certe volte mi capita che io non saluto durante le dirette che sono assai i messaggi, quando vado in privato dico ma a spendere una parola cattiva, insomma, ho detto già, a della buona a parola e a della cattiva che ci metti tu? Ah, dici, finalmente mi hai salutato, ti ho insultato apposta, di qua e di là. E tu, su, ragazzi che magari vogliono un saluto, di qua e di là. Quando invece una persona superiore ai 50 anni che ti fa sta cosa come questa persona che aveva l'associazione di pesca sportiva, a me mi ha fatto male, mi ha bullizzato, tanti bambini magari vedono questo messaggio e magari ci resto male perché tu non puoi fare quello che fai. Se non ti piacciono i miei video passa avanti e invece lui voleva fare una traccia che io rispondessi in pubblico e magari lui si divertiva. Questo non si fa. Non si fa che se a me mi piace un video passa avanti e vai a vedere altri video. Invece tu, questi vengono chiamati hater, mi hanno insegnato che si chiamano hater, sono persone che effettivamente non vogliono la felicità che io trasmetto sui social e dico la verità, mi contraddicono e mi insultano familiarmente, mi offendono e sono che vogliono lasciare una traccia del mio profilo in quanto mai effettivamente mi vogliono colpire e magari mi vogliono far perdere la testa, ma la testa io non la perdo perché ormai mi sono rassegnato, perché la mia mentologia e ideologia è inoltrare la socializzazione dei ragazzi, l'agricoltura, le tisane, lo ripeto, è quello che sto facendo, spiegare delle erbe magari che qualcuno non lo sa. Ora vi saluto, vi auguro una buona notte, vi auguro un bacione acchiappato alla volo.
Grazie Mannino, grazie. No, no, è la verità che dico. Allora, io vi saluto. Un abbraccio, picciotti. E vi saluto, un abbraccio.